Ben ritrovate cattoliche dintorni. Domenica 10 aprile è stata celebrata in tutta Italia la 92esima giornata per l'Università Cattolica. Da Brescia in modo particolare è stata trasmessa la Santa Messa per celebrare i 50 anni della sede. Vediamo insieme il servizio. È stata trasmessa da Brescia ed esattamente dalla splendida chiesa di San Francesco la messa della 92esima giornata per l'Università Cattolica, in diretta su Rai 1 per celebrare i 50 anni della sede. Un appuntamento che si propone di confermare sempre più una singolare passione e dedizione per i giovani, come ha sottolineato l'assistente ecclesiastico generale Monsignor Claudio Giulio Dori. Celebriamo quest'oggi la 92esima giornata per l'Università Cattolica. È un impegno che la Chiesa italiana si è presa fin dal sorgere dell'Università nel 1921 e tutti gli anni c'è questa domenica in cui si riflette insieme sull'importanza dell'Università Cattolica, una missione che affonda le radici nella storia ma che continuamente si rinnova. Quest'anno il messaggio è rivolto direttamente ai giovani. Nell'Italia di domani io ci sarò, a significare che in un tempo un po' di scoraggiamento, di difficoltà oggettive per i giovani a causa della mancanza di lavoro, anche le persone laureate fanno fatica a inserirsi nel mondo professionale, nel mondo del lavoro. Pensiamo però che una formazione solida e qualificata sia la migliore risposta alle difficoltà e siamo incoraggiati dal fatto che nonostante i problemi economici del Paese, nonostante il sistema universitario incontri oggi notevoli difficoltà, l'Università Cattolica può vantare una continua crescita anche nelle immatricolazioni e questo è il segno di una stima e di una fiducia. Questo ci incoraggia a proseguire, anche il Santo Padre ci ha invitato ad essere sempre più vicini ai giovani perché dei giovani ben formati sono la migliore garanzia anche per il Paese, oltre che per la vita della Chiesa, e sono anche i migliori protagonisti di una testimonianza di misericordia. Siamo nell'anno giubilare e quindi l'Università Cattolica è anche in prima linea nel formare persone che, illuminate dalla misericordia di Dio, siano dei veri operatori di misericordia nei diversi campi del sapere e delle attività professionali. Anche a Brescia, dopo mezzo secolo, l'Ateneo si è radicato e ha contribuito a disegnare il volto culturale e sociale della città. Oggi si tratta di compiere passi ulteriori, in primo luogo ampliando e aggiornando l'offerta formativa, ha dichiarato il rettore Franconelli presente alla celebrazione eucaristica accanto al delegato per la sede Mario Taccolini, al sindaco Emilio Del Bono e a numerosi presidi di facoltà. Uno sforzo che negli anni recenti ha condotto ad aprire 3 nuovi corsi di laurea, in psicologia, in scienze politiche ed in lettere, sulla gestione di contenuti digitali per i media, e a promuovere numerosi master universitari. Per l'avvenire si dovrà accelerare il processo di internazionalizzazione per potenziare un sistema di scambi che permette ai nostri studenti di arricchirsi all'estero di competenze da restituire poi al nostro territorio. Sarà la misericordia applicata al quotidiano il tema di 7 incontri organizzati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia per Corpus Hominis. Dal 12 aprile al 27 maggio riunirà relatori d'eccezione come l'architetto Mario Botta, il magistrato Gerardo Colombo e il filosofo Silvano Petrosino. Vediamo insieme il servizio. Incontri, mostre, teatro e musica. Così inizia il viaggio di Aspettando il Festival, tra le iniziative che anticipano la rassegna Corpus Hominis. Un festival che verrà riproposto alla città di Brescia dal 23 al 29 maggio, mese con numerose iniziative che precedono la settimana di Corpus Domini. L'Università Cattolica, partner del festival, sarà protagonista dell'evento con diversi appuntamenti. Quest'anno in particolare la Facoltà di Lettere e Filosofia si è impegnata aderendo al progetto culturale. La Facoltà di Lettere e Filosofia è da sempre un luogo di comunicazione, sapere, e la riflessione sulla misericordia quest'anno poneva proprio il problema di come parlare, di come dire la misericordia. Se nel 2015, prima annualità del progetto, la tematica che aveva caratterizzato gli appuntamenti della rassegna era Corpo della città, quest'anno verrà affrontato il tema Anima della città. Dalle opere di misericordia corporali affrontate nelle tappe della passata edizione si passerà alle opere di misericordia spirituali che caratterizzeranno la proposta di quest'anno. Forse è compito nostro aiutare invitando degli ospiti, molti ospiti da fuori, dei nomi
diversi come profili che rappresentano l'intellettuale tradizionale, anche di formazione cattolica, la voce fuori dal coro, l'artista, l'architetto e anche gli operatori di cultura. E quindi abbiamo offerto questo progetto. Un gruppo di docenti della facoltà ha offerto un progetto che è un percorso che di fatto risponde a una domanda: come la cultura oggi può aiutare a capire i valori della misericordia nella vita di tutti i giorni. 7 gli incontri proposti dall'Università a partire da martedì 12 aprile, che ripercorreranno le 7 opere di misericordia spirituale fino all'inizio del festival. E ora vi presentiamo La stagione impossibile, guida alla visione di grandi spettacoli del Novecento teatrale organizzato dallo Stars in collaborazione con il CTB. Continua la collaborazione dell'Università Cattolica con il CTB. Torna anche quest'anno La stagione impossibile, il ciclo di appuntamenti sulla storia del teatro internazionale che giunge alla 3ª edizione. La rassegna ripropone gli spettacoli fondanti della tradizione teatrale novecentesca. La collaborazione nasce da un progetto che oramai è triennale, da una collaborazione che è molto importante, anche carica di risultati positivi. Quest'anno abbiamo 3 incontri molto interessanti che, proseguendo nella tradizione anche degli anni passati, vanno a indagare il mondo del teatro all'interno di quelle che sono le eccellenze teatrali e le, analizzano, sondano con grandi interpreti ed esperti teatrali. Curata dalla professoressa Carla Bino, l'iniziativa sarà ospitata al Teatro Santa Chiara e sarà rivolta in primo luogo ad universitari ed accademici, ma anche a tutti coloro che vogliono riscoprire i grandi classici teatrali. Presentiamo la 2ª edizione di questo ciclo di incontri che abbiamo pensato con il CTB ormai dall'anno scorso e che durerà per 3 anni, dove si intende presentare al pubblico quegli spettacoli che hanno cambiato le estetiche teatrali del secondo Novecento e che oggi hanno ancora grande influenza, in modo tale che studenti, pubblico normale e così via possa avere quei codici di lettura della rappresentazione teatrale contemporanea, memori dei grandi spettacoli che hanno cambiato e che hanno fatto scuola a livello teatrale nell'ambito dell'Europa, quindi a livello internazionale. Iniziamo con Arlecchino servitore dei tuoi padroni di Strehler, uno spettacolo che è ancora oggi itinerante per tutto il mondo e che ha lavorato sulla figura di Arlecchino riformato. Ne parlerà il più grande esperto di attori e di commedia dell'arte, Siro Ferrone dell'Università di Firenze, che traccerà un excursus dallo Zanni proprio a Goldoni e alla esperienza strehleriana. Il secondo appuntamento invece riguarderà un grande maestro polacco che ha in qualche modo rivoluzionato il lavoro dell'attore nel secondo Novecento, ossia Jerzy Grotowski, e lo spettacolo sarà Apocalipsis cum figuris. Ne parlerà Gerardo Guccini, esperto del teatro grotowskiano e poi del terzo teatro che ne deriva, ma lavorando molto sulla idea del rapporto tra corpo e coro. Il terzo ed ultimo appuntamento invece verterà attorno ad una figura straordinaria di drammaturgo, ovvero Giovanni Testori, e ad un evento che segnò in qualche modo l'estetica teatrale italiana, ossia In Exitu, uno spettacolo rappresentato alla stazione centrale di Milano dal vivo, dove si raccontava in qualche modo la storia di un uomo in fin di vita, un tossicodipendente in fin di vita. Lo rappresentò e fu l'interprete proprio Franco Branciaroli, e ce ne parlerà lui stesso in colloquio con Luca Doninelli, presente a quell'appuntamento, per ricordare e raccontare che cosa significò quello spettacolo. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.